videogiornale alla riscoperta dell'opera d'arte di Roberto Vanadia, custodita nel Palazzo Filippini, il presepe vivente ambientato nel centro storico di Agrigento. Gloria Scafè. Ad Agrigento, nella sede del Palazzo dei Filippini, in occasione delle festività, è stato allestito un presepe realizzato dall'artista agrigentino Roberto Vanadia. Al di là del carattere religioso, la caratteristica è l'interpretazione dei tratti tipici della cultura del nostro territorio. La natività è inserita appunto fra gli aspetti della Sicilia preindustriale. Lo stesso Vanadia dichiara che l'opera è qui dal 1991 e già da tempo è stata acquisita dal patrimonio del comune. Per quest'anno, continua l'artista, ho proposto all'amministrazione di restaurare l'opera e di riportarla all'antico splendore. I materiali sono quelli della realtà, sono i nostri tufi, sono le nostre terre, oggetti trattate, ovviamente si capisce che è un lavoro di riduzione in scala estremamente preciso e meticoloso. È uno studio sul centro storico, fine Ottocento, nel quale con assai significativo anacronismo introduco la scena della natività, questo per dare testimonianza anche dell'espressione del sentimento religioso popolare, del bisogno devozionale che si traduce in fede, fede nella preghiera dei semplici proprio, una cosa di una tenerezza straordinaria, le edicole votive, sono elementi che ci riconducono al Natale antico. Il Natale antico, le nostre tradizioni, e ci riporta ad un presente che se non si alimenta di tradizioni muore. Ecco, io sono convinto che senza bellezza non salveremo né il mondo né la nostra città. Io il mio piccolo contributo gliel'ho dato, speriamo che tanti altri possano seguire per rendere questa nostra città sempre più bella e accogliente. A Vanadia si attribuisce una tradizione presepiale di alto prestigio. Le sue produzioni sono documenti della storia, della cultura e della religiosità siciliana. Oltre al presepe nella sede dei Filippini è possibile ammirare altre produzioni siglate dall'autore. Sono due collezioni, quella dedicata al Natale con il presepe è l'ultima mia donazione di un'edicola votiva in scala 1:1 vera praticamente. C'è una collezione molto bella sui luoghi del caos, sono delle opere meravigliose devo dire, che descrivono i luoghi che Pirandello ha illustrato nelle sue opere e sono tutte ambientate ad Agrigento, dal vitalizio, vecchi giovani, il turno, tutto parla di Girgenti di Pirandello. Sono un po' come delle scenografie teatrali, volutamente senza personaggi in terracotta perché essendo scenografie teatrali è bene che il visitatore si senta un po' attore, un po' protagonista e quindi si accosti a queste opere proprio con questo spirito. È diverso ovviamente l'approccio rispetto al presepe, lì è un po' più tecnico diciamo, però attraverso questa espressione artistica, proprio dell'arte etnoplastica, si riesce a rendere anche il concetto teatrale e ne viene fuori veramente in maniera estremamente, devo dire, piena.